Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Questa domenica mattina un po' freddina ho appena attraversato il paesino di Luras e sto percorrendo i tornanti della strada provinciale 10 per innestarmi sulla strada statale 133 Tempio Palau. La giornata di oggi infatti ho deciso di spenderla ad Alientu, una piccola realtà dell'Alta Gallura arroccata a 420 metri di altitudine circondata da verdi colline granitiche. Dapprima visiterò il suo centro storico, dove vi parlerò a grandi linee delle sue origini e poi andrò alla scoperta del suo litorale, immergendomi in particolare negli affascinanti e selvaggi scenari di Monti Russo, sito di interesse comunitario per i suoi endemismi. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme le meraviglie di Alientu! Ecco avventurieri, ora siamo arrivati all'innesto sulla strada statale 133, però anziché proseguire per Santa Teresa Palau andiamo verso Tempio, perché raggiungiamo Alientu per vie traverse. Ecco avventurieri, da qui imbocchiamo la strada provinciale 5, quella che conduce al Monte Pulchiana, insomma. Lo vedete qua di fronte, il monolite più grande della Sardegna, di cui vi ho già parlato in un precedente video, lo trovate sul mio canale YouTube, correte tra le motoavventure integrali e vi spiego di che cosa si tratta. Qui c'è anche la casetta dei puffi. Siamo ai piedi di questo bellissimo monolite granitico, con tutto intorno disseminate tante altre bellissime rocce dalle svariate forme. Stiamo facendo un giro al di fuori della viabilità ordinaria oggi. Queste stradine secondarie regalano panorami davvero unici, però vanno fatte con moderazione perché sono strette e ci sono traversamenti di sabbia, soprattutto per una stradale, non sono il massimo. Guardate che bello, wow, che panorama. Quel tratto era veramente caratteristico, proprio un sentiero fra i graniti, fantastico. Ora la visuale è più collinare, guardate, è più verde e si intravede anche il mare. Ora siamo entrati in comune di Alientu, ora attraverseremo le frazioni di Scupetu e San Biagio. Siamo sulla strada provinciale 5. Allora avventurieri, ho fatto sosta in questa piccola piazzola e ora, prima di proseguire per le nostre spiagge selvagge, voglio passare ad Alientu, così vediamo il comune a cui fanno capo queste meraviglie. Vedete Santo Francisco di Alientu. Voglio fare sosta alla chiesa di San Francesco, che è il patrono di questa piccola realtà della Gallura, perché è proprio intorno alla chiesa che ebbe origine questo paese, arroccato a 420 metri di altitudine, conta circa 1400 abitanti. Il paese ha due ingressi, quello principale è questo più alberato, sto facendo ingresso da questo lato, poi imboccheremo anche la panoramica. Seguiamo
verso il centro, ci fermiamo in prossimità della chiesa di San Francesco, anche perché se è aperta voglio entrare a vedere gli affreschi. Eccoci arrivati, questa che vediamo qui di fronte è la chiesa di San Francesco. Vediamo se troviamo un luogo per parcheggiare, fermiamo proprio di fronte. Ecco qua, facciamo sosta qui, pare sia aperta. Allora avventurieri, siamo arrivati alla chiesa di San Francesco d'Assisi, la vedete qui alle mie spalle, siamo nel comune d'Agliento. Sono fermato qui perché storicamente questa chiesa rappresenta il punto di origine di questa piccola realtà dell'Alta Gallura. Infatti tutto intorno, tra la fine del 1700 e i primi del 1800, nacquero le cosiddette cucine, delle rudimentali costruzioni in cui si svolgevano delle attività fieristiche che si affiancavano a quelle religiose. A partire dal 1850 comparvero le prime vere abitazioni, per lo più seconde case delle famiglie tempiesi più benestanti. Piano piano comparvero i primi servizi e la cittadina raggiunse la sua indipendenza politica. Ovviamente l'edificio che vediamo oggi è stato costruito successivamente all'abbattimento della vecchia costruzione del 1700, ovvero nel 1960. Ora che è terminata la messa possiamo anche entrare a vedere l'interno di questa chiesa, così vediamo i bellissimi affreschi della pittrice Liliana Cano, venuta a mancare nel settembre del 2021. Guardate, veramente carina. E questi sono gli affreschi della pittrice Liliana Cano. Guardate, questo è l'arrivo di Gesù a Gerusalemme, l'ultima cena e la risurrezione. Vedete, Liliana Cano 1990. E questo sono bellissimi affreschi su tavola. Bene avventurieri, ora salutiamo San Francesco e ci dirigiamo verso le bellissime spiagge di Agliento. Lo facciamo attraverso la panoramica, quindi lasciamo la strada provinciale 5 e proseguiamo per la panoramica di Agliento. Veramente stupendi gli affreschi su tavola della pittrice Liliana Cano, del resto era sarda. Guardate che panorama avventurieri, ora scendiamo verso il mare. Questa è la panoramica di Agliento.
Oggi percorriamo solo strade lontane dalla viabilità ordinaria che regalano bellissimi panorami. Guardate, qui c'è una fonte, guardate che spettacolo. Ora la prossima tappa è la visita della spiaggia di Montirussu, questo promontorio alto 90 metri sul livello del mare che interrompe la continuità costiera di questo tratto nord-occidentale dell'isola tra Capotesta e Vignola. Insomma, un sito di interesse comunitario. Andiamo a scoprire anche questa bellezza della Sardegna, mentre la meraviglia di questo panorama continua a riempirmi gli occhi. Questa strada la percorsi in senso opposto da Vignola verso Adiento, però è decisamente più scenografica percorrerla in questa direzione, con la veduta del mare ovviamente. Ed ecco qua, ora ci ricolleghiamo alla strada provinciale 5 per un piccolo tratto, perché qui voglio subito svoltare per un'altra stradina che ci conduce sempre verso la nostra destinazione, però è una stradina secondaria. Facciamo giusto 2 curve, eccola qua, dovrebbe essere questa per l'agriturismo Lustabiacciu. Vediamo un po' che panorami ci sa regalare quest'altra stradina. Oggi solo viabilità secondaria. Tra l'altro con queste temperature più rigide si sta bene perché si percorrono più lentamente e c'è meno freddo, anche se ovviamente sono insidiose per via della sabbia e delle zone d'ombra. In più sono strettine, bisogna fare attenzione insomma, però sono curioso di vedere il panorama anche lungo questa via e poi ci ricollegherà alla strada provinciale 90 ovviamente. Guardate che spettacolo anche di qua, è davvero stupendo. E fino ad ora non ho incontrato nessuno. Guardate, una discesa verso il mare con Corsica e Sardegna che si tendono la mano. Ecco avventurieri, qua la strada si fa sterrata, questa conduce a Villa Marina, dovremo proseguire di qua, dovrebbe essere giusto un piccolo tratto, niente di che, e siamo subito sulla provinciale 90, Santa Teresa, Porto Torres, insomma. C'è giusto una pozza di qua. Ecco, vedete, siamo già sulla provinciale 90. Sì, si può percorrere benissimo anche con una stradale. Ora proseguiamo verso Montirussu, il nostro promontorio selvaggio. Vedete, poi c'è Naracugneto, entreremo anche qua. C'è la spiaggia di Lulizzaroni e tra un po' dovremo incontrare il nostro video, quello per Montirussu. Dovrebbe essere quel promontorio là. Ecco qua, ci siamo, Montirussu. Qui la strada ovviamente è serrata, guardate questa bellissima pineta.
fa più mite, si sta già meglio. Anche questo, lo sterrato, dovrebbe essere di facile percorrenza. Ovviamente Sherden non ha problemi, ma lo dico per chi ha una stradale che magari vuole fare un salto da queste parti, lo può fare benissimo. Guardate che meraviglia di posti, siamo quasi arrivati, ci sono anche altre auto e oggi, essendo domenica, sicuramente troviamo qualcuno. Andiamo a fare anche questo piccolo pezzettino, vedo che stanno passando anche alcune auto. Riusciamo ad avvicinarci un po'. Wow, guardate che meraviglia. Allora avventurieri, siamo arrivati qui alla spiaggia di Montirussu. Lo vedete alle mie spalle, il promontorio granitico che si eleva per 90 metri. Lascio qui Sherden e proseguo a piedi perché questo è un sito di interesse comunitario e non voglio disturbare la quiete di questo territorio ad elevato pregio naturalistico. Preferisco proseguire a piedi perché qua ci sono habitat endemici e unici, ci sono dune mobili, dune consolidate, ginepri secolari. Guardate, questa è la spiaggia di Bacillu, è separata giusto da questa scogliera. Ora proseguiamo verso la nostra spiaggia di Montirussu. In pratica Montirussu è quel promontorio là, vedete? Wow, guardate questa scogliera rossa che divide queste due spiagge. È uno spettacolo qua, un vero e proprio paradiso, soprattutto di questo periodo che non c'è nessuno, giusto qualche amante della natura. È davvero uno spettacolo. Devo dire che si sta anche bene. Guardate avventurieri, ora siamo proprio in riva al mare, spiaggia di Montirussu. Guardate i colori delle sue acque, è un vero e proprio paradiso anche per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling. Infatti i suoi fondali sono ricchi e pullulano di vita acquatica. Guardate, in questo momento non c'è nessuno, vi faccio ascoltare il rumore del mare. Oggi è abbastanza tranquillo. Qui mi sento in un luogo selvaggio quanto basta per apprezzare la tranquillità del paesaggio circostante, un luogo dove posso fermarmi e perdermi tra l'azzurro del cielo e quello del mare, mentre la melodia delle onde e il tepore della sabbia sui piedi mi accarezzano l'anima.
Allora avventurieri, ora risaliamo in sella e andiamo verso la spiaggia di Lunaracuniedu e Lulittaroni. In particolare voglio vedere questa particolare roccia che presenta la forma di una testa di tartaruga, una roccia suggestiva da vedere, così lì concluderemo questa nuova motoavventura. Ora proseguiamo sull'SP90 nuovamente in direzione Vignola. Ecco avventurieri, svoltiamo per Naracuniedu, poi Lulittaroni la raggiungerò a piedi, tanto sono vicine. Guardate che bello questo contrasto verde-azzurro. Mettiamo la moto nel parcheggio riservato alle moto. Un po' dissestato però. Allora avventurieri, lasciamo Sherden qui al parcheggio e proseguiamo a piedi lungo questo percorso che si addentra nella pineta alla ricerca della capoccia di tartaruga. Guardate, stiamo sempre scoprendo le bellezze del comune di Aglientu. Questa è la spiaggia di Naracuniedu, sempre sito di importanza comunitaria. Vedete, qui dovremo beccare entrambe le spiagge, sia Naracuniedu che Lulittaroni. Guardate questo tunnel, è veramente meraviglioso. Alla fine del tunnel vedo il blu del mare. Siamo quasi arrivati avventurieri. Guardate, qui c'è uno stabilimento, un chiosco chiamato la Terrazza sul Mare. Ora arriviamo ad una biforcazione e giriamo sulla destra. Stiamo facendo ingresso alla spiaggia di Naracuniedu, l'hanno cancellata, qua c'era scritto anche Lulittaroni. Guardate che bello, qui c'è tutto un ponticello fatto in legno. La spiaggia qui dice il cartello a 50 metri, proviamo a girare subito di qua. Guardate, fantastico. Anche qui c'è un chioschetto, è tutta una passerella che ci porta giù alla spiaggia. Dovrebbe essere una Naracuniedu questa. Bellissimo. Ecco qua, guardate che veduta pazzesca. Le falesie della Corsica, della vicina Bonifacio, in fondo. Guardate avventurieri, questa è la spiaggia di Naracuniedu, anche questo è un luogo davvero suggestivo. C'è un po' di Poseidonia sulla spiaggia, ma lo scenario è davvero interessante anche qui. Guardate questa specie di scogliera, sono in realtà delle dune rose dalla forza del mare e del vento. Sicuramente qui quando il mare è in burrasca arriva ad infrangersi sino a qui. Guardate che spettacolo, è davvero magnifico fare una passeggiata qui in tutta tranquillità, non c'è quasi nessuno. Ora ci incamminiamo verso Lulittaroni, che dovrebbe essere qui vicino, giusto appena dopo questi scogli. Guardate che belle tutte queste pietre affusolate dal gioco delle onde, sono davvero bellissime le opere che realizza la natura. Qui c'è un cartello che ci ricorda di usare gli appositi sentieri in legno per non rovinare le dune. Passiamo di qua.
Guardate avventurieri, qui c'è un cartello che ci ricorda che la posidonia, le alghe, i pezzi di legno e le canne spiaggiate sono elementi naturali che difendono la spiaggia dall'erosione, pertanto non rimuoverli, ma abituati ad accettarli. Hanno pienamente ragione. Guardate che meraviglia, questa è la bellissima spiaggia di Lulittaroni. Guardate le dune, sono favolose qua. Sarebbe un vero peccato calpestarle o non rispettarle. Eppure c'è chi viene con le moto da enduro e fa di tutto e di più. Il nome di questa affascinante spiaggia deriva da un arbusto sempreverde che produce delle drupe rosse, chiamato litarru, che in italiano sarebbe l'alaterno. È molto diffuso in questo tratto di costa. Guardate avventurieri, qui mi sono teletrasportato in Tunisia, ci sono delle bellissime dune, è davvero uno spettacolo. Allora avventurieri, ora lasciamo la spiaggia di Lulittaroni dopo questa bellissima dronata sulle dune e andiamo alla ricerca della testa di tartaruga, capo tartaruga. Eccolo qua, questo grosso blocco di pietra granitica che guarda verso il mare. Vedete, di questo lato sembra proprio un cranio di tartaruga. Guardate che bello, che simpatico, rivolto verso il mare. Guardate da questo lato, al lato migliore è quello che abbiamo appena visto. Qui un po' tutte le rocce sono modellate dall'erosione marina. Qui il maestrale soffia impetuoso.
avventurieri, anche questa nuova motoavventura tra le bellezze naturali di Alientu volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, sparatemi un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!